Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Palermo, aggressione omofoba. 6 giovani sono stati accerchiati e picchiati da un branco di bulli a pochi passi dal Teatro Massimo. Il sindaco La Galla, nessuna aggressione può essere tollerata. La donna somala picchiata a Piazza Armerina da una banda di giovanissimi. La vittima ha il setto nasale fratturato. Il sindaco: ho trovato una donna provata e spaventata. Tumulazioni bloccate al cimitero di Trapani. 99 salme sono in attesa della sepoltura, ma l'assessore ai servizi cimiteriali promette entro 2 settimane il ritorno alla normalità. Suicidio in carcere ad Agrigento, un detenuto 59enne ha utilizzato le lenzuola per impiccarsi. Poche settimane addietro il carcere era stato teatro di una sommossa contro le precarie condizioni di viabilità. La procura ha aperto un'inchiesta. Sui trattori protestano gli agricoltori da Palermo a Sciacca, chiedono sostegni per i danni subiti per la siccità e la peronospera e i costi delle produzioni alle stelle. Danneggia anche l'inutilizzabilità dell'acqua arancio. Impossibile paragonare Gaza con il genocidio subito da noi ebrei nella Seconda Guerra Mondiale. A Palermo il professor Alessandro Hoffman, rappresentante della comunità ebraica in Sicilia, commenta la guerra in Medio Oriente e sottolinea come questa volta Israele sia una comunità aggredita con violenza. Da venerdì i primi pagamenti dell'assegno di inclusione. La Sicilia è la seconda regione italiana per numero di richieste dopo la Campania. Quasi tutte le domande provengono da chi percepiva il reddito di cittadinanza. E poi il calcio, prima della gara di Coppa Italia, il Catania continua a lavorare per alcune operazioni sul mercato. La società rossazzurra deve soprattutto cedere diversi giocatori in esubero o che non intendono rimanere. E polemica dopo l'ennesima aggressione che si è consumata a Palermo, stavolta a sfondo omofobo. In 12 hanno accerchiato e picchiato 6 ragazzi che passeggiavano dopo averli offesi con ripetute frasi omofobe. È solo l'ultimo fronte di una violenza spesso immotivata. Intanto i cittadini chiedono maggiore sicurezza, ma i controlli sembrano colpire quasi esclusivamente i commercianti. Il servizio. La città di Palermo è vicina ai giovani aggrediti, prima con frasi omofobe e poi accerchiati e picchiati. Nessuna violenza gratuita può essere tollerata. A parlare è il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, che sposa l'appello dell'arcivescovo Corrado Lorefice ai giovani per la tolleranza e il rispetto. È una città indignata quella che apprende che dopo le aggressioni e le violenze legate alla Movida tornano anche gli eccessi d'odio omofobo. Protagonisti involontari 6 giovani che sono stati prima accerchiati e picchiati da un branco di 12 bulli a pochi passi dal Teatro Massimo, nel pieno centro della città. I ragazzi, che erano appena usciti da un locale, stavano passeggiando ma sono stati prima insultati con frasi omofobe, poi aggrediti e picchiati. 2 delle vittime sono però riusciti a scappare e chiedere aiuto ad una pattuglia di polizia. All'arrivo delle forze dell'ordine gli aggressori si sono dileguati, ma scappando hanno minacciato le loro vittime, intimando di non raccontare l'accaduto. È solo l'ultimo episodio di violenza gratuita, una violenza che non si riesce ad arginare. Nonostante ciò, niente militari in città. I pochi che sono stati dispiegati a Palermo collaborano con la polizia ferroviaria e operano nei pressi della stazione centrale, ma non nelle aree della Movida. Proprio nelle zone della Movida, ieri in mezza giornata sono state raccolte 500 firme in un gazebo allestito in fretta e furia nei pressi di una chiesa, firma con le quali gli abitanti del centro chiedono più controlli e più sicurezza. Ma intanto i controlli si scontrano invece con i commercianti più che con i violenti. A Mondello, zona dove si vuole spostare la Movida, la polizia chiude il locale da ballo ex Arena, ma il titolare insorge e parla di amarezza perché tutto è in regola e contro il sequestro presenterà ricorso al TAR. Ma il clima d'odio non si respira soltanto in strada, secondo il comitato Esistono i diritti, si respira anche in consiglio comunale, dove una frangia della maggioranza porta avanti chiaro ostruzionismo alla mozione che punta a far registrare le famiglie omogenitoriali, un atteggiamento, secondo il comitato, che dà forza agli odiatori. Anche secondo le opposizioni il degrado culturale della città è frutto delle scelte politiche di questa destra. L'aggressione razzista a Piazza Armerina nei confronti di una donna somala picchiata da una banda di giovanissimi. La vittima ha il setto nasale fratturato. Il sindaco: ho trovato una donna provata e spaventata. Lorena Dolci.
Mi ha raccontato che si stava recando presso una sua abitazione e a un certo punto è stata, ha incrociato un gruppo di ragazzini che hanno iniziato, ecco, a rivolgerle epiteti di ogni ordine, e a quel punto lei probabilmente, questo non me lo ha detto, ha cercato, ecco, di difendersi in un modo o in un altro, fino a quando poi si è sfociato appunto in un'aggressione fisica. Il racconto affidato al sindaco di Piazza Armerina è quello della donna somala di 38 anni aggredita per strada sabato sera. Con un pugno le hanno fratturato il setto nasale, lasciandola in una pozza di sangue. Il branco di giovanissimi, forse tutti minorenni, sono già stati individuati. Un ragazzo di 17 anni sarebbe già stato interrogato. La donna ha una prognosi di 15 giorni e si trova ancora all'ospedale, dove il primo cittadino le ha portato la vicinanza della comunità. Mi sono trovato di fronte ad una persona che era provata ed era molto spaventata. Mi ha raccontato che era arrivata a Piazza Armerina da pochi giorni in cerca di un lavoro. Evidentemente si tratta di una persona che è in Italia da diversi anni. La cosa che mi ha colpito, le ho chiesto se era madre, mi ha immediatamente mostrato la foto dei suoi figli che sono in questo momento in Africa. Una storia, una vita che quel gruppo di bulli della borghesia cittadina neanche immagina. A Piazza Armerina, un centro vivace dal punto di vista culturale, vive una folta comunità di extracomunitari apparentemente ben inserita. C'è una società di facciata che dice che è accogliente, ma sicuramente c'è una società nascosta che invece ancora ha paura della pelle o del colore diverso della pelle di qualcuno che non conosce. Agostino gestisce uno dei centri di accoglienza per minori che ha ricevuto anche la visita del presidente Mattarella. Con orgoglio ricorda che una cinquantina di giovani migranti sono stati assunti l'anno scorso da aziende del territorio, ma questo non impedisce che la convivenza sia scandita negli anni da episodi di intolleranza sfociati in aggressioni o vandalismi. Un uomo di 22 anni di origine guineana è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa mentre tentava di rapire un bambino di 3 mesi strappandolo dalle braccia della madre nei pressi del centro vaccinale. La donna, in compagnia del marito che accompagnava l'altra figlia di 3 anni, ha opposto insistiva resistenza. A quel punto sono intervenuti 2 agenti di polizia passati per caso che hanno impedito che accadesse il peggio. L'uomo è stato arrestato. E cambiamo argomento, emergenza al cimitero di Trapani, 99 salme sono in attesa della sepoltura, ma l'assessore ai servizi cimiteriali promette entro 2 settimane il ritorno alla normalità. Laura Spanò. Cresce l'apprensione dei familiari che da settimane attendono la tumulazione di un proprio caro. Non si parla di vera e propria emergenza, ma poco ci manca, e tutto a causa dello stop forzato per un mese nelle tumulazioni e estumulazioni determinato da questioni legate al bilancio. Disposti in 3 locali all'interno del cimitero del capoluogo, il deposito, la chiesa e la chiesetta, vi sono circa 99 salme che attendono di essere tumulati, più altri 20 celle che dovranno essere riconsegnate ai parenti o ricollocate all'interno delle tombe dei congiunti. A sollevare il problema era stato nell'ultima riunione del Consiglio Comunale l'esponente del Movimento per l'Autonomia Tore Fileccia, che aveva raccontato il disagio vissuto dalle famiglie. Lo stato di emergenza in ogni caso dovrebbe cessare entro un paio di settimane. Le sepolture procedono al ritmo di 8-10 al giorno a fronte di una media fino a 4 ingressi al giorno, dice l'assessore ai servizi cimiteriali Giuseppe Laporta, ma può succedere come è avvenuto ieri che ci sono stati 9 ingressi. Laporta conferma comunque che si sta procedendo celermente al seppellimento e contemporaneamente dice alla restituzione o al ricollocamento dentro alcune tombe dei propri congiunti di 21 celle e che nel giro di qualche settimana il problema sarà ridotto. Di fatto però la situazione al cimitero di Trapani è questa: un giorno si tumula, il giorno appresso vengono eseguite le estumulazioni, ma anche qui ci sono tempi da rispettare. Naturalmente la speranza per quanti si trovano nelle condizioni di non poter visitare dignitosamente un congiunto deceduto è che non succeda come nell'agosto del 2022, quando si arrivò a quasi 200 salme che per mesi rimasero in attesa di sepoltura e le cui bare furono accatestate tra il deposito e la cappella, tra il malumore dei familiari. Ancora un suicidio in carcere è avvenuto ad Agrigento, dove un detenuto 59enne ha utilizzato le lenzuola per impiccarsi. Poche settimane addietro il carcere era stato teatro di una sommossa contro le precarie condizioni di vivibilità. La procura ha aperto un'inchiesta. Sentiamo.
Non ha retto alla detenzione. Al momento non vi sarebbe altra spiegazione dell'estremo gesto compiuto da un detenuto calabrese di 59 anni. È stato recluso dopo essere stato arrestato dalla squadra mobile di Crotone e si è suicidato nel carcere Pasquale di Lorenzo ad Agrigento, dove è stato ristretto in regime di alta sicurezza. L'uomo avrebbe utilizzato le lenzuola per impiccarsi in cella. Inutile l'intervento degli agenti della polizia penitenziaria che hanno tentato di soccorrerlo e strapparlo alla morte. La procura di Agrigento ha avviato un'inchiesta. L'autopsia ha confermato il suicidio. Poche settimane addietro il carcere di Agrigento è stato teatro di una sommossa interna ad opera di una cinquantina di detenuti che hanno vivacemente protestato contro le precarie condizioni di vivibilità, in particolare per il non funzionamento degli impianti di riscaldamento. Le forze dell'ordine hanno sedato la rivolta e arrestato 9 detenuti. Dall'inizio del 2024 sono già 5 suicidi in carcere in Italia. Altre 14 morti sono segnalate per cause naturali. Il garante dei detenuti punta all'indice contro il sovraffollamento delle carceri e chiede l'applicazione delle pene alternative al carcere qualora si tratti di reati di minore gravità, attenuando inoltre il ricorso alla custodia cautelare preventiva. Tra le diverse proposte, la Lega ha recentemente auspicato che gli stranieri, che rappresentano quasi la maggioranza della popolazione carceraria, scontino la pena nei loro paesi d'origine, risolvendo così il problema del sovraffollamento. Ovvia è la necessità di tracciare e concretizzare un piano di ristrutturazione e costruzione di nuovi penitenziari in Italia. Da Palermo a Sciacca la marcia dei trattori in Sicilia, costi alti e leggi europee che penalizzano agricoltori e produttori siciliani. Marco Gullà. Agricoltori e allevatori, tutti in marcia sulla Palermo-Sciacca nel capoluogo siciliano per protestare contro le politiche dell'Unione Europea, del governo e della regione che favoriscono la vendita di prodotti non salubri a danno di quelli siciliani, dicono. Da Menfi a Palermo una protesta unanime anche per evidenziare l'inutilizzabilità che dura ormai da mesi dei 33 milioni di metri cubi di acqua del lago Arancio. La mancanza di acqua ha infatti letteralmente dimezzato i raccolti degli agricoltori dell'Agrigentino, una protesta che ha portato anche una delegazione a manifestare davanti alla prefettura di Palermo. I motivi della protesta scaturiscono dal fatto in primis dalle politiche scellerate della comunità europea nei confronti della nostra amata Sicilia, ad esempio con l'introduzione ora dell'IRPEF sui terreni agricoli che noi imprenditori agricoli e coltivatori diretti dovremmo pagare. E il problema è che la crisi ha preso tutto il comparto agricolo zootecnico, quindi direi che parliamo di tutti, parliamo dell'Europa che ci ha messi in ginocchio. Nel mio ambito, per esempio, ha autorizzato l'utilizzo dello zucchero nella manipolazione dei vini in Germania, ovviamente. Da noi è assolutamente vietato, quindi quelli possono fare il vino aggiungendo lo zucchero, mentre qua da noi si chiama sofisticazione. Nei giorni scorsi l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino ha dato notizia della pubblicazione di un decreto per cui sarebbero previsti solo 25 milioni di euro che individua le zone interessate per far sì che i lavoratori possano beneficiare di un'integrazione salariale, misure che non basterebbero a dare sostegno a un settore in aperta crisi. Impossibile paragonare quanto accaduto in Israele con il genocidio degli ebrei. A pochi giorni dalla celebrazione del Giorno della Memoria abbiamo incontrato il professore Alessandro Hoffman, rappresentante della comunità ebraica in Sicilia. Marco Gullà. Sabato sarà il 27 gennaio, ovvero il Giorno della Memoria, la data che ogni anno viene celebrata per commemorare le vittime dell'Olocausto. La data scelta dalle Nazioni Unite che ricorda il giorno del 1945, quando le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Giorno della Memoria che cade in un periodo delicato per Israele, in guerra con Hamas. Ne abbiamo parlato con il professore Alessandro Hoffman, che vive a Palermo e da anni studia la storia degli ebrei di Sicilia nel Novecento. Ma credo che ognuno debba commentarla da sé queste vicende. Non c'è dubbio che mettersi nei panni degli israeliani è facile e difficile nello stesso tempo. Il ricordo, la memoria e la storia ci dovrebbero dire tante cose, ma parlare di similitudine io non me la sentirei. Non mi sentirei di escludere che quello in atto sia un genocidio. È una vicenda dura, una vicenda pesante.
Gli ebrei di Sicilia del Novecento, chi erano? Il corpo forte, della nostra vicenda sono da un lato gli ebrei stranieri, cioè la prevalenza di stranieri all'interno della comunità ebraica, dall'altro lato la circostanza che tutti questi vengono portati in campi di concentramento italiani, una realtà pressoché sconosciuta. Da venerdì i pagamenti delle prime domande presentate per il reddito di inclusione. La Sicilia è la seconda regione italiana per numero di richieste dopo la Campania. Quasi tutte provengono dagli orfani del reddito di cittadinanza. Luca Ciliberti. Al via i pagamenti per l'assegno di inclusione, la misura rivolta ai nuclei familiari in cui ci sia almeno un componente minore, disabile o over 60 che dal 1 gennaio di quest'anno ha mandato in soffitta il reddito di cittadinanza. I primi accrediti partiranno venerdì 26 gennaio. Dei nuclei finora che hanno fatto richiesta, sulla base dei dati dell'INPS, quasi la metà si concentra in 2 regioni, come è già avvenuto per il reddito di cittadinanza: Campania con il 26,7% dei richiedenti e Sicilia con il 21,8%. Alla stregua del reddito di cittadinanza, anche per quella misura noi rappresentavamo numeri molto alti rispetto ai livelli e ai valori nazionali. La possibilità di inviare le richieste è stata anticipata al 18 dicembre scorso. Le domande finora presentate per il supporto sono quasi 165.000, di cui accolte poco più di 68.000. Ancora il portale, rispetto alle migliaia di domande che abbiamo fatto dal 18 dicembre a oggi, ognuna delle domande risulta in stato acquisita. Di conseguenza il 26, che sarà la prima giornata di pagamento di tutte quelle istanze fatte dal 18 dicembre al 7 gennaio, non sappiamo esattamente quante di queste domande saranno accolte e quindi quanti di questi soggetti vedranno liquidarsi attraverso la carta di inclusione che dovrà essere rilasciata dalla posta il primo pagamento per la mensilità di gennaio. Dopo la morte di Chiara, il Comune di Catania completa l'iter per installare T-Red e autovelox sulla circonvallazione. Montati i primi dispositivi che entreranno in funzione tra un mese. Tonino De Mana. T-Red e autovelox per mettere un freno a chi scambia la circonvallazione di Catania per un circuito di Formula 1, mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri. Il sacrificio di Chiara Adorno, la studentessa originaria di Solarino, travolta ed uccisa sulle strisce pedonali sul viale Andrea Doria, non è stato vano. Completata la trafila burocratica, entreranno in funzione tra un mese i nuovi dispositivi di sicurezza, T-Red e autovelox appunto, che copriranno tutta la circonvallazione da ogni nannesima, con l'obiettivo di fare rispettare i limiti di velocità e di conseguenza di ridurre il tasso di mortalità. Ne è convinto il vice sindaco di Catania Paolo La Greca, che, statistiche alla mano, sottolinea che con i 30 km all'ora gli incidenti mortali si riducono al 5%, a 50 km all'ora salgono notevolmente, ma comunque rimanendo all'intorno del 50%, quindi la minore velocità è una garanzia per la sicurezza dei pedoni. Parola d'ordine: sicurezza e soprattutto rispetto delle regole. Sono strumenti quindi che serviranno soltanto a fare rispettare l'attuale codice della strada. Intanto è in stand-by il progetto del sovrappasso nei pressi della cittadella universitaria, che sembrerebbe non convincere del tutto gli addetti ai lavori. E parliamo di teatro. Nei giorni che precedono la festa della patrona di Catania, rivisitato in una nuova sede, torna il dramma sacro Agata, la Santa Fanciulla. 20 attori in scena per raccontare una storia di fede e di coraggio che fa riflettere anche sul dramma delle guerre. Adelaide Barbagallo. Il martirio di Sant'Agata, la ferma volontà di salvare il suo tesoro, la guerra. A Catania torna lo spettacolo Agata, la Santa Fanciulla, in una sede inedita, la chiesa San Nicolò l'Arena, la più grande della Sicilia. Un dramma sacro con 20 attori in scena, li vediamo durante le prove dello spettacolo, che narra quanto descritto negli atti del martirio, facendo inoltre muovere sullo scenario dei terribili bombardamenti che colpirono Catania durante lo sbarco alleato fatti e personaggi immaginari come il cavaliere Pennisi, che difende il tesoro assieme a una suora. La gestazione dello spettacolo non è stata facile, ha spiegato lo scrittore e regista Giovanni Anfuso, ospite di Buongiorno Sicilia. Trarre un testo teatrale dagli atti del martirio è come dare ad un drammaturgo il dispositivo di una sentenza e dirgli: fanno uno spettacolo tratto dagli atti che aveva anche in qualche modo edito Monsignor Zito, il compianto Monsignor Zito. Emozionata Cecilia Guzzardi, che per la prima volta interpreta Sant'Agata.
è un'emozione, è emozionante essere Agatha, ma è emozionante anche per la forza del personaggio di Agatha. Agatha vive in un'epoca pagana e, affermando di credere in un unico Dio, si mette contro l'autorità rappresentata dal proconsole Quinziano, che non tollererà il rifiuto della fanciulla di sacrificare agli dei. E adesso ci fermiamo, tra poco il calcio. E adesso il calcio. Prima della gara di Coppa Italia il Catania continua a lavorare per alcune operazioni sul mercato. La società rossazzurra deve soprattutto cedere diversi giocatori in esubero o che non intendono rimanere. Francesco Triolo. La semifinale di Coppa Italia per il Catania arriva in un momento particolare. Il rinvio della gara col Picerno ha evitato di mettere nelle gambe 90 minuti pesanti su quel campo in quelle condizioni, ma il periodo è anche quello in cui il mercato comincia a mettere una certa fretta. I rossazzurri, lo ha detto anche Lucarelli giovedì scorso, qualcosa in entrata ancora la faranno, ma adesso devono soprattutto cedere e sono solo una decina di giorni per trovare una sistemazione ai calciatori che non rientrano più nelle scelte di Lucarelli. Uno degli obiettivi prioritari è quello di liberarsi dei contratti pesanti di Mazzotto e Marsura, che rappresentano proprio l'ostacolo più grande per la loro cessione, perché di fronte ad un grosso esborso economico per il pagamento dell'ingaggio, molte società fanno un passo indietro. Ma attenzione anche alle condizioni di Silvestri, perché il probabile arrivo di Andrés Teio dal Benevento potrebbe portare la società rossazzurra a decidere di salutarsi anche con il centrale, tornato in estate dal Modena. L'addio di Livieri, inoltre, dovrà comportare l'arrivo di un 12°, comunque un portiere che possa giocarsi con Beders la maglia da titolare tra i pali. Taranto e Foggia invece stanno valutando Rocca e diverse richieste arrivano anche per Ladinetti. Attenzione anche su Bocic, per il quale la Virtus Francavilla avrebbe messo sul piatto artistico, e su Chirico. Il giocatore non è sulla lista dei partenti, ma il Vicenza sta pressando parecchio e l'arrivo di Peralta potrebbe convincere la società rossazzurra anche a dare l'ok se questa fosse la volontà del giocatore. Dopo la vittoria di ieri contro il Taranto, il Messina ha 3 punti di vantaggio sulla zona play-out. Buona prestazione dei giallorossi, che sabato prossimo saranno impegnati nella trasferta di Torre del Greco contro la Turris. Sergio Colosi. La possibile svolta in 8 giorni, da Caserta al Taranto, con tante similitudini. Il Messina ha vinto entrambe le partite contro avversari in lotta per un posto in B, interrompendo 2 serie utili. Di 6 risultati quella dei pugliesi, di 12 dei campani, senza subire reti e svoltando in classifica fino ad una zona di parziale tranquillità. Buona prestazione dei giallorossi, che a fine gara hanno ricevuto i complimenti dal tecnico Modica per la 4ª vittoria negli ultimi 7 incontri, con una media di 2 punti a partita. Sapevamo di incontrare una squadra che fino adesso ha fatto non bene, di più, veniva da risultati importanti, hanno qualità, giocano bene, hanno vinto un po' di partite in trasferta, hanno queste ripartenze che sono per loro micidiali, coprono bene il campo, quindi era una partita molto difficile. La squadra ha fatto una grande prestazione, una prestazione di gruppo, una prestazione dove i ragazzi sono stati dentro la partita sempre. Abbiamo fatto un primo tempo divino, abbiamo sbagliato qualche cosa, ma ci sta nell'ordine della gara. Sabato prossimo, con inizio alle 20:45, sfida salvezza in Campania contro la Turris. Il Messina attende novità dal mercato. In partenza Buffa e Tropea. In caso di richieste andranno via anche Ragusa e Cavallo. Si cercano un difensore e una punta centrale. E per questa edizione ci fermiamo. Grazie per averci seguito e buona serata.